Buonasera a tutti dal Palalupe di San Martino di Luperi. Questa sera si disputa il recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie B tra le Lupe San Martino e Beam Power Pordenone. Una gara che si preannuncia estremamente equilibrata, le due squadre sono appaiate in classifica, 20 punti per entrambe le formazioni. I numeri stagionali confermano questo equilibrio. Lupe San Martino 10 vittorie e 11 sconfitte, perfetta parità tra punti fatti e subiti, 61 punti di media. Pordenone risponde con 10 vittorie e 12 sconfitte, 59 punti segnati e 64 concessi. Le Lupe arrivano da un momento non semplice, con 2 sconfitte consecutive contro Muggia e Strana, mentre Pordenone è reduce di una vittoria combattutissima proprio contro Istrana, conquistata negli ultimi possessi. Entriamo allora nel cuore delle squadre, partendo dalle padrone di casa. Le Lupe si presentano con una struttura molto chiara, tanto giovane talento ma anche alcune certezze offensive ben definite. Il punto di riferimento è Aurora Donato, migliore realizzatrice con 13,7 punti di media, una guardia che ha in mano il ritmo e le responsabilità offensive. Accanto a lei troviamo Sofia Ceccotti con 13,2 punti di media partita e Maria Pilatone con 13,1, un vero e proprio tridente offensivo che produce gran parte dei punti della squadra. Importante anche il contributo di Sara Ferraro, oltre 8 punti di media a partita, giocatrice con esperienza e che dà equilibrio e gestione nei momenti chiave. Mentre per Pordenone la formazione, la leader offensiva è Giorgia Zoffi con 10,6 punti di media, principale terminale offensivo e giocatrice capace di creare molti vantaggi. Sotto canestro, attenzione alla fisicità di Oloied, 9 punti a partita, presenza importante soprattutto nelle situazioni dinamiche. In cabina di regia Ilaria Bombin con 8,3 punti di media che gestisce il ritmo e transazioni. Tutto pronto qui per la palla 2. Una partita appunto che si preannuncia equilibrata, che probabilmente si deciderà probabilmente negli ultimi minuti di gara. Alla palla 2 viene giocata tra Ferraro e Oloied, palla che va subito a Aurora Donato per la formazione giallonera sul lato destro, chiede supporto a Maria Pilatone, gioca l'1 contro 1, va sotto canestro, passa a Ceccotti, non va il primo tiro, rimbalzo difensivo di Oloied, riparte Zoffi, chiama gioco, si sposta sul lato destro del campo offensivo, esce dal blocco la numero 12 Valese, ancora Zoffi, palla in mano, gioca con Oloied, palla toccata dalla difesa giallonera, rimessa in attacco per la formazione friulana. Si incarica della rimessa la giocatrice Valese, palla a Oloied, Oloied gioca l'1 contro 1, intercetta Alessio, riparte contropiede rapido del San Martino, palla a Aurora Donato, gioca l'1 contro 1, va di mano sinistra, rimbalzo offensivo di Alessio, toccata la palla dalla difesa Bomben, Ilaria ci mette la mano, rimessa in attacco per il San Martino, 17 secondi da giocare. Palla Maria Pilatone, specialista da tiro da 3, prima bomba, non va, rimbalzo difensivo di Valese, porta la palla, scarica su Marchioni, Marchioni gioca su Zoffi, Zoffi si porta al centro, va sul lato destro, finta di tiro, sposta la difesa, va sul tiro piazzato, non va, rimbalzo difensivo di Aurora Donato, già sul lato destro, la formazione giallonera si porta già in zona d'attacco, Alessio riprende, cerca di giocare, palla ancora a Maria Pilatone, prova la seconda bomba, non va, punteggio inchiodato sullo 0-0, riparte, Zoffi chiama il gioco, gioca l'1 contro 1, trova lo spazio, va fino in fondo, rimbalzo difensivo di Maria Pilatone, lancia il contropiede, rovesciamento di fondo e va sulla palla Ferraro, intercetta Oloied, rimessa in attacco per il San Martino. Ritmo molto alto tra le due formazioni, sfrutta il contropiede ma ancora 0-0 il punteggio.
Ferraro sulla punta, va su Donato, Alessio Pilatone, chiama la palla Ferraro, non gli arriva, ancora va Donato a mettere dentro i primi 3 punti della partita, i primi 3 punti anche per lei. 3-0 il punteggio a 8 minuti e 08 alla fine del primo quarto giocato. Valese, scusate, Oloiede, palla in mano, Marchioni trova lo spazio per la bomba da 3, la mette anche lei, parità subito, risponde al Pordenone. Molto precisa questa giocatrice Marchioni, Francesca. Parte di nuovo l'attacco, palla a Ceccotti gioca su Pilatone, esce dal blocco Ferraro cerca la compagna, palla in mano, va su Alessio, ancora Alessio, gioca l'1 contro 1, scarica su Pilatone che è piazzato, rimbalzo, non va, 2 giocatrici ci ostacolano, riprende Zoffi cerca la compagna Bombin, ancora Ceccotti, va in sospensione, subisce fallo e vediamo dolorante un po' Bombin, speriamo non sia niente, si rialza a fatica, preso probabilmente una botta sul contrasto, primo fallo fischiato alla giocatrice del Pordenone e primo fallo di squadra per il Pordenone. Si riparte quindi con 2 tiri liberi a favore del San Martino, dalla lunetta si porta la giocatrice Sofia Ceccotti, tutto a posto per la giocatrice friulana Bombin, non va il primo tiro libero, insacca il secondo, pertanto riparte Oloiede, va palla in mano Bombin chiama ordine per la propria squadra, supera la metà campo, esce dal blocco, va sotto, riprende Zoffi sull'Oloiede, Marchioni ancora libera per tirare la bomba da 3, primo ferro, rimbalzo difensivo di Ceccotti, riparte Alessio, terza tripla di Pilatone, non va, tocca la struttura del canestro, quindi palla al Pordenone che riparte con una nuova azione offensiva organizzata da Zoffi si incarica di superare la metà campo, difesa aggressiva ma la supera facilmente di Donato, palla in mano per Bombin prova la tripla, lei va sul secondo ferro, rimbalzo offensivo di Oloiede, ancora Marchioni, finita il tiro si sposta verso il centro, Oloiede prende il rimbalzo, non va, contrastata benissimo dalla difesa del San Martino, riparte Pilatone, scarica su Alessio, ancora Pilatone su Ferraro che ha lo spazio per la tripla, la prova e la mette, 3 punti anche per Ferraro, punteggio che va sul 7-3 per l'SG. Viene chiamato il cambio, esce Ceccotti, entra a fare il suo esordio in campo Versuro Rosa. Si incarica della rimessa la numero 12 Valese, parte Zoffi a superare la metà campo, marchiata da Alessio ma va fino in fondo, Zoffi non va, riprende Versuro va su Alessio, gioca sul lato sinistro, chiama lo schema corner, sfrutta il blocco ma si incarta, ma subisce fallo, viene fischiato fallo alla difesa, lo alza la mano Marchioni che segnala, per lei si tratta del suo primo fallo personale, secondo di squadra, situazione fallo 2-0 per il Pordenone, rimessa in attacco sul lato sinistro da parte del San Martino, se ne incarica Alessio, va su Ferraro, Alessio gioca su Donato gioca sul Pilatone cerca di sfruttare il blocco, va su Alessio che anche lei lo spazio per la tripla, non va, rimbalzo di Oloiede, riparte Valese supera la metà campo per il Pordenone e imposta l'azione dell'attacco, esce dal blocco ma va fino in fondo, Valese non va, la conclusione, ha lo spazio libero Bombin Zoffi per la tripla, non va il canestro, non arriva, si incarica della rimessa Donato sul lato sinistro del campo, va
Lessio va su Versuro, ancora Pilatone su Ferraro, cerca Donato, ha lo spazio, gioca l'1 contro 1, si chiude la difesa, spazio per Rosa Versuro, anche lei sacca un'altra tripla, Puteggio si porta su 10-3 più 7 per l'SG San Martino. Bonben, palla in mano, va su Valese gioca la palla, no, la tiene ancora ferma, ma la dà a Marchione che ha lo spazio per tirare, prende un ottimo rimbalzo la lunga del Oloiede del Pordenone che accorcia 5 i punti di svantaggio, SG 10, Pordenone 5. Supera la metacampo Alessi, organizza il gioco, va su Pilatone che fa un passaggio consegnato, ancora Alessio va su Ferraro che in punta, passa e crea il blocco per Pilatone, ancora Ferraro che ha un altro spazio per una tripla, prova a metterla, non va, secondo ferro, rimbalzo difensivo di Oloiede, supera Zoffi da metacampo, palla in mano a Bonben, tiro piazzato di Bonben, rimbalza sul secondo ferro, ancora lei, Oloiede si fa valere la sua presenza fisica sotto canestro, insacca senza nessuna difficoltà, riparte il San Martino, punteggio 10-7, parziale di 4-0 per il Pordenone. Versuro ha lo spazio per 3 per il tiro da 3, rimbalzo difensivo di Bonben che riparte, cerca lo spazio, va su Zoffi, gioca l'1 contro 1 marcata da Donato, Marchioni ha ancora lo spazio per la tripla, non va, palla esterna, tocca il tabellone, rimbalzo difensivo di Versuro, lancio in attacco su Lessio vede Versuro che ha lo spazio, viene stoppata regolarmente da Bonben, riparte il contropiede del Pordenone, parla a Zoffi che ha lo spazio per tirare, finta il tiro, va l'1 contro 1, in mano sinistra gancio cielo, insacca, viene chiamato time out dalla panchina del San Martino a 3 minuti e 13, punteggio dice SG 10, Pordenone 9. Lo sapevamo che sarebbe stata una partita tirata, il punteggio ce lo conferma, 10 SG San Martino, 9 Pordenone. La partita si sta giocando a ritmi molto alti, le due formazioni giocano a viso aperto e dimostrano di saper far girare bene la palla e di avere nella forza offensiva della fisicità di Oloiede un punto fondamentale per l'attacco friulano, mentre i punti sono ben distribuiti nella formazione giallonera. Si riparte dopo il time out, palla in mano al playmaker Lessio che si invola sul lato destro, c'è stato un cambio nelle file del Pordenone, è entrata la Lessi e anche la numero 11 Anese. Va a concludere, riprende la solita Oloiede forte e decisa in difesa, lancio sbagliato di Zoffi, palla persa del Pordenone, malamente voleva servire la sua compagna Alessi, rimessa nella zona di difesa al San Martino, c'è un cambio, fa il suo esordio in campo il numero 15 Ferraro Sofia che va a sostituire Donato Aurora. 2 minuti e 46 alla fine del primo quarto, palla in mano a Pilatone, gioca su Versuro sulla nuova entrata Ferraro sulla sorella Sara Ferraro, palla in mano per lei, va su Lessio, 6 secondi alla fine dell'azione, va a concludere, rimbalzo offensivo di Ferraro Sofia che va a scaricare
su Ferraro, ma toccando la linea di fondo campo c'è la rimessa a favore del Pordenone. Entra e fa il suo gazzardo Cola, che va a sostituire un straripante Oloiede, e anche un secondo cambio nelle file del San Martino. Esce Sara Ferraro e fa il suo esordio Mara Fantinato. Riparte la Lessing, che si incarica di superare la metà campo, si vola sul lato destro, gioca l'1 contro 1, ma va a scaricare sulla giocatrice Zoffi. Zoffi cerca la compagna, ma perde malamente la palla, e quindi ci sarà rimessa del San Martino, che riparte a 2 minuti 09. Se ne incarica Maria Pilatone, cerca la sua compagna che è raddoppiata. Eccola qua, il passaggio lungo, la smarca la giocatrice giallonera, che si riporta sul lato destro. Gioco su Mara Fantinato, Sofia Ferraro gioca ancora su Fantinato, palla in mano a Pilatone, cerca l'1 contro 1, va su Sofia Ferraro che ha lo spazio per attaccare l'1 contro 1, perde palla, cerca di lottare per conquistarla, ma la rimessa va al Pordenone. 1 minuto e 48 alla fine del primo quarto, si incarica della rimessa Valese, marcatura alta da parte del San Martino e cambio nelle file del Pordenone. Fa il suo esordio in campo Barzan gioca, si incarica Lessing di portare su, superare la metà campo per il Pordenone, marcata dalla giocatrice giallonera Ferraro. Pilatone intercetta, recupera la palla, no, riprende Cola vede la compagna Lessing che va a concludere e a subire fallo sotto canestro commesso dalla numero 6 Lessio. Per lei si tratta del primo fallo, secondo fallo di squadra per l'SG. 2 punti, 2 tiri liberi assegnati alla giocatrice Lessing. Cambio anche nel file San Martino, fa il suo esordio Marta Squizzato ed esce la numero 12 Valese, lasciando il porto. Ritorna in campo Marchioni Francesca. Va il primo tiro libero da parte di Viola Lessing, e va a segnare anche 2 su 2 il secondo tiro libero. Punteggio sempre vantaggio del Pordenone, primo vantaggio della partita. Ferraro vede Rosa Versuro libera, ma palla in mano al playmaker, 13 secondi per concludere l'azione. Passaggio su Ferraro Sofia, che prova la tripla, rimbalzo di Mara Fantinati, l'attacco, segna potenziale azione da 3 punti per lei. Ci sarà il tiro libero aggiuntivo, lo va a commettere fallo la giocatrice numero 4, per lei si tratta del 14 Cola, per lei si tratta del primo fallo, quarto fallo di squadra per il Pordenone. Rimessa, segnato anche il terzo punto, quindi il punteggio si riporta 13-11 per l'SG San Martino, da giocare l'ultimo minuto del primo quarto. Palla in mano ad Anese trova il tiro piazzato, non va, rimbalzo difensivo di Ferraro Sofia, va Mara Fantinato in attacco, va su Pilatone che ha la possibilità di sbloccare il suo tiro libero e il suo tiro da 3 non va, ancora rimbalzo in attacco e molto positiva Fantinato, che insacca il suo quinto punto personale. Va a Lessing a superare la metà campo, va a giocare su Barzan, palla in mano, cerca la compagna, ancora Anese gioca con Barzan, 6 secondi per finire l'azione. Lessing ha poco tempo per concludere, va a piazzare un tiro allo scadere di 24, va ad insaccare il punteggio di 15-13, 9 secondi per concludere l'azione. Mara Fantinato, ancora Ferraro Sofia scarica e c'è l'ultima possibilità per Versuro che insacca la tripla, finisce così 18-13 con il buzzer beat del San Martino, e così finisce così il primo quarto. SG 18, Pordenone 13.
quintetti in campo per il secondo quarto, sono confermati quelli del San Martino con un cambio, anzi rientra Donato, mentre il quintetto del Pordenone è lo stesso che ha concluso il primo quarto. Si riparte con la palla assegnata al Pordenone, in virtù della palla 2, la freccia indica Pordenone. Ecco qua, palla in mano a Barzan che chiama gioco, c'è un cambio nel blocco, va Lessing a concludere di mano destra ma sbaglia, va a riprendere il ribasso offensivo Cola, ancora Barzan, 3 secondi per concludere, va Barzan a concludere, bravissimo, attenzione, si prende una botta alla caviglia, sarà una storta, speriamo niente di grave per la giocatrice del Pordenone, è sofferente a terra dopo aver segnato un bellissimo canestro in entrata di mano destra, ma si è fatta sentire una storta, c'è subito il cambio, Giulia Barzan esce aiutata dal dirigente della squadra del Pordenone e fa il suo esordio la numero 13 Rizzotti. Palla in mano a Marta Spizzato, supera la metà campo, marcatura asfissiante di Lessing, Rosa Versuro, finta contro finta, va in sottomano, cerca il rimbalzo difensivo Ferraro, riparte Marchioni gioca sulla intercetta la palla Ferraro Sofia, riparte Marta, lancia Spizzato, lancia Fantinati scarica su Rosa Versuro, fa un tiro piazzato, lo mette molto bene, punteggio di 20-15 per l'SG San Martino. Riparte Lessing, chiama gioco, sposta la giocatrice numero 13, chiama Rizzotti, la palla sempre in mano Lessing, va a cercare la compagna sotto canestro e che brava Cola a subire fallo, viene assegnato il fallo alla numero 15 Ferraro, si tratta del primo fallo personale, saranno 2 tiri liberi per la giocatrice del Pordenone Cola. Non va il primo tiro libero, e va a mettere a segno il secondo tiro libero, riparte l'attacco del San Martino, viene fischiato fallo alla difesa del Pordenone, la spinta viene segnalata alla numero 4 Marchioni, per lei si tratta del secondo fallo personale, primo fallo di squadra per il Pordenone di questo secondo quarto. C'è un cambio, viene chiamata in panchina la giocatrice esperta giocatrice del Pordenone Francesca Marchioni, fa il suo rientro in campo Valese Alice, palla Spizzato, Donato sfrutta il blocco, gioca l'1 contro 1 ma viene intercettato molto bene da Cola che riparte con il supporto di Anese scambia con la giocatrice Lessing che non va a concludere molto bene, Versuro riparte, viene fischiato passi in partenza la giocatrice Versuro Rosa. Ci sarà una rimessa in zona difensiva del campo per il Pordenone, viene intercettato da Ferraro Sofia, la palla va a concludere e a segnare la numero 15, primi 2 punti per lei. Riparte Valese dopo questa brutta palla persa del Pordenone, palla ad Anese gioca l'1 contro 1 cercando lo spazio ma viene fischiato anche questa volta infrazione di passi e pertanto sarà rimessa laterale assegnata a Aurora Donato, difesa alta del Pordenone. Marta Spizzato cerca di superare la metà campo, marcatura asfissiante da Lessing, va su Mara Fantinato, gioca su Aurora Donato, sfrutta il blocco portato da Mara, trova lo spazio Versuro che va a segnare un bellissimo canestro piazzato
palla persa ancora, questa molto sanguinosa da parte del Pordenone. Viene chiamato cambio ed esce la giocatrice giulianese, ritorna in campo Giorgia Zoffi, la capocannoniera del campionato per la formazione del Pordenone. Terminale offensivo molto importante che ancora questa sera è a secco. Va su Aurora Donato, bello il passaggio dietro la testa, ma non concluso da Mara Spizzato. Guadagna la rimessa il Pordenone, se ne incarica Zoffi, gioca su Lessing che supera la metà campo, viene marcata molto duramente da Spizzato. Lessing cerca lo spazio, lo trova, si avvicina alla zona più pericolosa nell'area pitturata e subisce un fallo. Ci sarà solo rimessa laterale in quanto la giocatrice ha scaricato la compagna, quindi non sono due tiri liberi. C'è rimessa dal fondo, se ne incarica Valese, c'è un cambio, fa il suo esordio in campo la giocatrice numero 22 per il San Martino, Sara Finetti, che è andata a sostituire la Rosa Versura. Zoffi gioca su Cola, però cerca il passaggio alla compagna, palla persa, passaggio sulla zona della linea di fondo, che non viene intercettato da nessuno, finisce fuori il campo. Se ne incarica quindi ancora Spizzato di superare la metà campo, gioca sul lato destro del campo, palla in mano a Aurora Donato, ancora Ferraro gioca su Finetti gioca su Marta Spizzato cerca lo spazio, va fino in fondo, bellissimo sottomano, sfortunata lei a non concludere, riparte il contropiede rapido, finta di tiro, intercettato da Aurora Donato il tentativo di conclusione di Rizzotti, palla a Ferraro che è già dall'altra parte del campo e palla in mano al playmaker giallonero, vede la giocatrice Mara Fantinato che ha la possibilità di concludere, sfortunata la sua conclusione, rimbalzo difensivo di Cola, riparte il Pordenone con Lessing, supera la metà campo, esce dal blocco la giocatrice Rizzotti cerca ancora Valese, palla in punta, ancora un'altra volta scivola la palla a Lessing e un'ennesima palla persa da parte del Pordenone, un'altra palla sanguinosa persa dalla formazione friulana. C'è un doppio cambio, rientra in campo Pilatone Maria e fa il suo esordio Baggio Asia questa sera. Palla in mano a Ferraro cerca l'uno contro uno, va sul lato sinistro, scarica su Finetti gioca su Mara Fantinato, gioca l'uno contro uno, va a tentare la conclusione, tocca il cerchio ma la difesa con l'Oloiede del Pordenone, il rimbalzo offensivo cost to cost da parte di la numero 12 Valese, rimbalzo offensivo, si era portata a treno la giocatrice Oloiede con il numero 18 e non conclude e va a ridurre un po' il distacco, riprende il rimbalzo difensivo Lessing che va su Zoffi va su Valese ancora Oloiede che gioca sotto canestro, tiro lungo, rimbalzo difensivo di Ferraro che riparte, punteggio di 24-18 per il San Martino, più 6, palla in mano a Baggio Asia, va su Pilatone cerca l'uno contro uno, scarica fuori per il tiro piazzato di Baggio, non va, riparte Zoffi, Lessing si invola il contropiede, riprende Oloiede, alla palla Zoffi, scarica su Lessing, rimbalzo difensivo di Pilatone, riparte il rovesciamento di fronte, possibilità di conclusione della tripla, va di Ferraro, non va, rimbalzo comunque offensivo di Fantinato, la freccia indica possesso San Martino, si riparte con 14 secondi da giocare a 4 minuti e 20, va su Mara Fantinato, palla in mano, cerca di sfruttarlo il blocco, va su Asia
Baggio, Pilatone allo spazio, va a concludere sotto canestro, passaggio molto difficile a Ferraro, e ancora la palla persa da parte dell'SG, la giocatrice valese Zoffi cerca lo spazio sotto canestro, va a scaricare su Anese che palla in mano, gioca con la compagna, trova un bellissimo canestro di destro valese che si incunea attraverso la difesa giallonera, trova lo spazio e va a concludere positivamente. Palla Pilatone è entrata a fare il suo esordio la giocatrice Moruzzi su Pilatone, ha lo spazio per la tripla, prova Finetti, non va, rimbalzo difensivo del Pordenone, palla in mano a Zoffi va fino in fondo, stoppata regolare da parte della numero 22 Sara Finetti, rimessa in attacco con 16 secondi a giocare, 2 minuti e 50, punteggio 26-20 per il San Martino. Ancora il Pordenone incollato, Oloiede, terminale offensivo, si crea lo spazio, va a concludere, non va la conclusione di Oloiede, Moruzzi palla in mano, gioca su Finetti a Oloiede davanti, scarica su Pilatone, Baggio sul lato destro, va su Mara, Fantinato che prova a concludere, le mani toccano quelle della giocatrice giallonera, viene assegnato fallo, fischiato fallo danese Giulia, e per lei saranno, per Mara Fantinato saranno 2 tiri liberi, secondo fallo per Anese. Va il primo tiro libero, la giocatrice giallonera, prestazione molto positiva. Non va il secondo tiro libero, rimbalzo difensivo di Oloiede che va su Bombè. Valese va a concludere e a segnare di mano sinistra, bravissimo, riparte l'attacco giallonero con Asia Baggio, palla in mano, va su Mara Fantinato, prova il piazzato, rimbalzo difensivo da parte di Moruzzi, offensivo da parte di Moruzzi, Pilatone, Asia Baggio va ancora su Pilatone gioca 1 contro 1, fa il tiro piazzato e va ad insaccare i primi suoi 2 punti. Time out chiamata da coach Fantini a 1 minuto e 46, il punteggio dice SG San Martino 29, Pordenone 22. Partiamo qui dal Paralupe, per giocarci gli ultimi 2 minuti, 1 minuto e 46 per l'esattezza del secondo quarto, tra la formazione sammartinaria dell'SG che è in vantaggio di 7 lunghezze sul Pordenone. Il punteggio infatti a tabellone dice 29 SG, 22 Pordenone. La partita vede come team leader Rosa Versurio, doppia cifra, 10 punti segnati per lei, mentre la miglior marcatrice della formazione friulana è Oloiede con 6 punti segnati. Riparte l'attacco del Pordenone, se ne incarica Zoffi di superare la metà campo, marcata da Alessio, trova lo spazio per entrare, scarica su Bombè che ha la possibilità di tirare la tripla. Riparte Moruzzi velocemente, subisce fallo, terzo fallo di squadra per il Pordenone,
A commetterlo è Alice Valese, che va a interrompere così un papabile contropiede delle giallonere. Si tratta del terzo fallo di squadra. Si carica della rimessa in attacco Lessio, che riceve da Fantinato. Moruzzi va su Pilatone cerca lo spazio per concludere, va su Finetti. Lessio, palla in mano, gioca su Moruzzi va su Fantinato, che ha lo spazio per la tripla. Rimbalzo offensivo ancora di Moruzzi, che scarica su Pilatone, questa volta ha lo spazio lei per la tripla, non va. Rimbalzo della difesa del Pordenone con Valese, supera velocemente Bombin e va a concludere di mano destra, ma non va il tentativo da parte della friulana. Coinvolgimento di fronte e bel gioco del San Martino, che insacca con Finetti su assist di Pilatone. Ritmi elevatissimi, va a concludere, bravissima la giocatrice numero 11 Anese a concludere il contropiede del Pordenone, che non ci sta a lasciare troppa distanza alla formazione giallonera. Partita molto aperta qui a San Martino tra due formazioni che stanno lottando e stanno colpo su colpo. Finetti, tiro piazzato, bravissima lei a segnare. Il punteggio dice +9 San Martino. Riparte l'attacco del Pordenone con Zoffi a giocarsi l'ultimo possesso di questo secondo quarto. 7 secondi per concludere, va fino in fondo di mano sinistra a dissaccare e a subire fallo, credo, ho sentito un fischio. Viene chiamato time out dalla panchina dell'SG per probabilmente no, non è un fallo, è proprio time out su canestro subito, e Zara vuole ragionare sulla possibilità di giocare bene questi ultimi 5 secondi di gioco del secondo quarto. Ultimi 5 secondi qui al Palalupe di questo secondo quarto. Lo sapevamo che sarebbe stata una partita molto combattuta tra due formazioni appaiate in classifica a 20 punti. San Martino ha giocato a ritmi intensi e con un buon gioco di squadra e con i punti distribuiti tra tutte le giocatrici. Vediamo se darà effetti l'idea della Francesca Zara. Ecco, contropiede per Pilatone, che va a giocarsi l'ultimo possesso, non va. Il tentativo di arrotondare a 35, rimangono 33 punti, finisce così il secondo quarto. 33 SG San Martino, 26 Pordenone. Ci risentiamo tra 9 minuti e 57 secondi.
Eccoci qui nuovamente collegati con il Paralupe di San Martino. Le Lupe di San Martino hanno chiuso il primo tempo avanti di 7 lunghezze, 33-26 ci dice il tabellone, al termine del secondo quarto giocato con maggiore continuità rispetto agli avversari. Dopo un primo periodo che è stato equilibrato, 18-13, le Lupe hanno mantenuto il controllo anche nel secondo quarto, hanno allungato leggermente grazie sicuramente a una migliore qualità offensiva. Abbiamo notato soprattutto la differenza nel tiro da 3 punti con 4 bombe e realizzazioni contro appena una del Pordenone. Beam Power però resta pienamente in partita grazie a una buona presenza sotto la plancia con 10 canestri da 2 contro i 9 delle Lupe. Una capacità anche di guadagnarsi i falli, ma ha pagato qualche imprecisione, una minore efficacia dal perimetro. A livello individuale spicca Versuro con i suoi 10 punti, ben supportata da una molto positiva Fantinato e Finetti, mentre per Pordenone Oloiede la più incisiva con 6 punti, seguita da Marchioni e Valese. Partita ancora apertissima, palla in mano del Pordenone, palla in mano a Bonben. Bonben va su Valese, Valese su Oloiede, Oloiede vede Zoffi, prova la conclusione, tiro piazzato, non va, rimbalzo difensivo di Rosa Versuro, riparte l'attacco giallonero, palla restituita al playmaker Lessio, Lessio rischia la palla persa, si butta sul pallone Valese, ma recupera fortunatamente il pallone, prova la tripla Pilatone, rimbalzo toccato da Ferraro, palla fuori a Versuro, questa volta la rimessa è a favore del Pordenone, se ne incarica Marchioni, palla a Zoffi, Zoffi supera la metà campo, gioca con Bonben, Zoffi ancora, trova lo spazio, scarica fuori su Marchioni, prova la tripla, non va, ma c'è sempre lei, Oloiede sotto canestro, viene ostruita da Ferraro che fa una marcatura stretta, riesce a farla sbagliare, recupera quindi la palla il San Martino e se ne incarica alla rimessa del fondo Pilatone e riparte il playmaker Lessio, supera la metà campo, marcata da Bonben. Ancora tentativo da parte della difesa del Pordenone di incastrare la giocatrice del San Martino, palla ancora Alessio che prova la tripla, non va il rimbalzo, il tentativo di conclusione da 3 da parte di Alessio, ripartita l'azione d'attacco del Pordenone con Zoffi in punta che va su Bonben che prova la rovesciata sotto canestro, non sfortunata la sua conclusione, riparte Donato che scarica su Pilatone, Pilatone su Versuro, Versuro torna su Lessio, doppio blocco sul punta, c'è il tentativo di pick and rock, bello l'assist da parte di Alessio su Donato che non riesce a concludere, rimbalzo difensivo di Oloiede. Viene fermata fallosamente da Ferraro, per lei si tratta del primo fallo. Bonben riceve da Marchioni cerca di sfruttare il blocco di Oloiede. Versuro nel tentativo di fare un tagliafuori commette fallo e viene fischiato fallo alla difesa e la rimessa sarà con 14 secondi da giocare delle friulane che hanno la possibilità di concludere la loro azione d'attacco. Palla in mano a Bonben gioca su Oloiede, Oloiede scarica ancora su Zoffi che ha
il tiro aperto da 3, taglia fuori Ferraro, ma fortissimo lo Iede sotto canestro, gira e rigira, sfortunata lei, la palla rimane a San Martino che fortunatamente riceve un bellissimo passaggio da parte di Lessio su Donato, che va a concludere meravigliosamente e guadagna anche un potenziale azione da 3 punti subendo fallo, e quindi usufruirà del tiro libero aggiuntivo. Va a concludere Donato e insaccare e a concludere così la sua azione da 3 punti. 7 minuti e 23 secondi alla fine del terzo quarto, punteggio 36-26, più 10, massimo vantaggio del San Martino. Palla in mano a Valese, Valese gioca sullo Iede, passaggio troppo lungo, Iede non riesce ad intercettare il tentativo di assist della compagna, pertanto riparte il San Martino con Lessio. Esitazione da parte di Lessio, 1 contro 1 di Pilatone che scarica fuori su Rosa Versuro, il balzo offensivo di Ferraro, bravissima a prenderlo, riparte l'azione con 11 secondi da giocare. Lessio gioca il pick and roll, bellissimo l'azione tra le due giocatrici, sfortunata la conclusione di Ferraro, riparte l'attacco del Pordenone con Bonben. Bonben gioca con va a trovare lo spazio e a tentare la penetrazione, subisce fallo e guadagna così 2 tiri liberi. Secondo fallo fischiato a Rosa Versuro, terzo fallo di squadra del San Martino. Va Bonben sulla linea della carità, con tentativo di ridurre le distanze, va il primo tiro libero e segna anche il secondo tiro libero, 2 su 2 per Bonben, meno 8 per il Pordenone. Riparte Lessio, ha superato la metà campo, esce dal blocco Versuro, ancora Lessio, Donato si fa vedere ma la palla finisce a Pilatone. Pilatone va su Lessio ancora, bellissima l'azione da parte del San Martino conclusa malamente da Ferraro, riparte Bonben. Bella comunque l'azione in attacco del San Martino, sfortunata la conclusione. Marchioni con la palla in mano va ancora su Bonben. Bonben prova la tripla e è un airball che viene recuperato da Alessio, che riparte rapidamente, vede la compagna Donato sotto canestro libera, va in rovesciata, non va alla conclusione, c'è sempre lei sotto canestro, lo Iede, che fa il suo gran lavoro di ribalzista. Recupera la palla il Zoffi cerca l'1 contro 1, scarica sotto su Valese va fuori su Marchioni, probabilmente la giocatrice più prolifera da 3, ribalzo difensivo da Ferraro, va su Aurora Donato, riparte l'azione d'attacco del San Martino, si ragiona, palla possibile della tripla della specialista Maria Pilatone, che mette i suoi 3 punti, segna i 3 punti, portando così il punteggio 39-28, massimo vantaggio SG San Martino. Doppio cambio nelle file del Pordenone, fa il suo rientro in campo Lessi e va a sostituire, triplo cambio, esce Bonbene e anche Marchioni, rientra Cola e la numero Anese e Lessi. Cambia le carte in tavola il coach Fantin, difesa forte da parte del San Martino, palla in mano Anese gioca molto bene su Lessi ma che incaglia un po' con il suo movimento e commette infrazione di passi, quindi palla persa da parte delle friulane, rimessa dal fondo e viene eseguita ora da Maria Pilatone, che appoggia su Lessio
da Lessing che crea una pressione notevole già da fondo campo, supera e va su Ferraro Sofia che è entrata, va ancora su Lessio, Ferraro Sara va su Sofia Ferraro, le due sorelle lavorano insieme, Versuro ha la possibilità di concludere la tripla, ancora lei Oloiede sistema la difesa del Pordenone, riprende il ribalzo difensivo, riparte Lessing ancora su Anese, Anese gioca bellissima azione offensiva orchestrata da Oloiese con la complicità di Zoffi, ma non va la conclusione finale da parte friulana. Bellissima la finta, l'azione di Ferraro, non conclude, ma va a Pilatone a giocarsi con Ferraro Sofia che vede Ferraro Sara che finta il tiro, va a concludere, sfortunata la sua conclusione, riprende il ribalzo difensivo. Zoffi è già sulla metà offensiva, da campo offensivo, sul lato da sinistra a destra si sporta Lessing, vede la cola libera, riprende Sofia Ferraro, riparte, supera la metà campo, cerca una compagna su cui appoggiare e vede Lessio libera per la conclusione da 3, nessuno a ribalzo, riprende facilmente Anese va fino in fondo, non riesce a concludere, cercava il fallo ma non c'è, pertanto c'è una doppia sostituzione nel filo del San Martino, esce Lessio, lascia il posto a Squizzato ed esce Rosa Versuro lasciando il posto a una positiva Mara Fantinato. Anche nel Pordenone esce Zoffi e rientra in campo la numero 13 Rizzotti. Time out chiamato dal coach Fantin che vuole un attimo parlare alle sue ragazze per vedere di ricucire queste 11 lunghezze che separano le due formazioni a 3 minuti e 26 dalla fine del terzo quarto. Si riparte dopo il time out, punteggio 39 Lupe San Martino, Ben Power Pordenone 28, 11 lunghezze da recuperare per il Pordenone, palla in mano a Ferraro Sofia, riparte Marta Squizzato, supera la metà campo, cerca un appoggio sulla guardia esterna, non lo trova, va su Ferraro Sara, Sofia Ferraro, cerca il pick and roll, gioca un passaggio consegnato a Marco Spizzato, cerca di concludere, va a cercare un assist su Ferraro, non va, riparte la difesa del Pordenone, posta con Lessing, recupera Maria Pilatone, riparte in contropiede, 1 contro 1, va a concludere, a subire fallo commesso dalla giocatrice Lessing Viola. Per lei è il primo fallo personale e va a concludere, va sulla linea della carità per i 2 tiri liberi, la giocatrice del San Martino insacca il primo punto. E va anche il secondo tiro libero, 2 su 2 per lei. Riparte l'attacco del Pordenone con Lessing cerca di impostare il gioco, cerca Oloiede sotto canestro, va a la censo grossa, viene fermata da Sofia Ferraro, va a concludere ma ancora lei
è là sotto canestro e va a segnare il suo 8° punto personale. È ripartito l'attacco giallo-nero, palla a Mara Fantinato, va su Sofia Ferraro, trova Sara Ferraro, Sara va su Marta che cerca l'assist sotto canestro, intercetta Oloyede, l'assist di Sofia Ferraro sulla sorella non va. Rimane in attacco la formazione giallonera con 6 secondi da giocare. Viene intercettato il passaggio da parte della giocatrice friulana Anese, che va a concludere e a ridurre lo svantaggio a 9 lunghezze. Marta Spizzato trova il blocco di Mara Fantinato, va a concludere, rimbalzo difensivo di Rizzotti, Rizzotto supera la metà campo, va su Lessing su Cola gioca l'1 contro 1, va a concludere sul lato sinistro, ma c'è sempre lei, Oloyede, che va a tentare di concludere, subisce fallo, fischiato il fallo al numero 18 Ferraro Sara. Per lei si tratta del secondo fallo personale, esaurito il bonus San Martino. Per il Pordenone saranno tiri liberi, mentre solo 2 sono i falli di squadra fischiati al Pordenone. Sulla lunetta si trova Oloyede, che va a segnare il suo primo tiro libero. E insacca anche il secondo libero, riducendo solo a 7 lunghezze, e intercetta la palla, ma commette anche fallo, lo subisce Marta Sfizzato e sarà rimessa in attacco per il San Martino con 14 secondi da giocare a 1 minuto e 18 secondi alla fine del terzo quarto. Si incarica della rimessa Pilatone, gioca su Ferraro, passaggio consegnato a Marta Spizzato, ancora Ferraro, gioca l'1 contro 1, va a concludere molto bene, riprende il rimbalzo, scarica fuori su Mara Fantinato, che ha la possibilità di segnare la tripla, tocca con il piede la mezzaluna e pertanto la linea del 3 punti, e pertanto vengono segnati solo 2 punti. Il punteggio rimane più 9 per il San Martino con 50 secondi. Oloyede risponde subito al canestro di Fantinato andando in doppia cifra. Marta Spizzato supera la metà campo, 38 secondi da giocare, intercetta molto bene Rizzotti gioca con Lessing, che fa un assist a Oloyede. Fortunato il San Martino sulla conclusione di Oloyede, che non va. Difesa aggressiva di Marta Spizzato, che commette fallo a 26 secondi dalla fine. Ci saranno 2 tiri liberi assegnati a Giorgia Rizzotti. Esce Ferraro Sara, rientra Finetti, Sara anche lei. Si incarica di tirare i tiri liberi Giorgia Rizzotti, che è stata stoppata malamente da Marta Spizzato. Va il suo primo tiro libero. Sono 6 in questo momento le distanze che separano le formazioni, diventano 5 in questo momento. C'è un time out chiamato a questo punto dalla panchina della San Martino. Coach Zara vuole parlarci sopra per giocarsi questi ultimi 26 secondi che ci separano dalla fine del terzo quarto di gioco. Si sono ridotte a 5 le distanze tra le due formazioni, 43 SG San Martino, 38 Pordenone. C'è stato un calo che è ormai diventato un classico nella formazione giallonera,
un calo alla lunga. Anche la scorsa partita contro l'Istrana è stato proprio un calo nell'ultimo quarto che ha determinato poi la sconfitta della formazione giallonera. Adesso vediamo che riparte il San Martino, gioca su Marta Schizzato Ferraro, mancano 14 secondi alla fine del terzo quarto. Pilatone ha lo spazio per la tripla, va a segnare la sua specialità, la sua mattonella, insacca altri 3 punti, finisce così il terzo quarto sulla conclusione della giocatrice valese che non riesce però a realizzare, concretizzare. Finisce così il terzo quarto, 46-38. Ci sentiamo tra 2 minuti per l'ultimo e decisivo quarto. Finito così il terzo quarto del Pallalupe, la partita che resta apertissima con le Lupe San Martino avanti 46-38. Le padrone di casa stanno costruendo il vantaggio con maggiore equilibrio offensivo, bene la distribuzione dei punti e soprattutto l'impatto dall'arco, dove la Pilatone si è fatta sentire con 2 triple consecutive. È proprio questo dal mio punto di vista il fattore che sta facendo la differenza tra le 2 formazioni. Pordenone però non ci sta, è pienamente in partita, più efficace a canestro rispetto alle Lupe, grazie a una Oloiede molto incisiva sotto canestro. Ultimi 10 minuti, tutto da vivere. Lupe devono gestire ritmo e vantaggio e continuando a punire da fuori, Pordenone deve alzare la percentuale e trovare soluzione per riaprire la partita. Sofia Ferraro si fa vedere, va su Finetti su Spizzato perde malamente la palla, riparte il Pordenone, va su Lessing va su Cola su Anese gioca l'1 contro 1, cerca lo spazio, scarica fuori sulla giocatrice Rizzotti che va a concludere con un gancio cielo da metà dell'area dichiarata, segnando così il -6. Pilatone su Finetti Fantinato, gioca l'1 contro 1, scarica fuori su Spizzato trova lo spazio, va a concludere benissimo, ma sfortunata la sua conclusione, intercetta Ferraro Sofia, riparte Pilatone, lo schema pugno, c'è il blocco di Finetti, gioca l'1 contro 1 di mano sinistra, va a concludere, bravissima Maria Pilatone, insacca il suo 8° punto di questa serata. Va Rizzotti, gioca l'1 contro 1, ancora lei, di gancio cielo sul lato sinistro, bravissima la conclusione, non ci sta il Pordenone, -6. La partita si fa bella tosta. Riparte l'attacco del Pordenone, in attacco valese, scarica su Rizzotti gioca ancora l'1 contro 1 sul lato sinistro, va a scaricare malamente sulla compagna Lessing e palla persa per il San Martino. Doppio cambio nelle file del San Martino, esce Mara Fantinato e anche la giocatrice Finetti, ritornano in campo Aurora Donato e Rosa Versuro. Rosa Versuro, palla in mano,
Aurora Donato ancora su Rosa Versuro, si gioca sul lato sinistro, Rosa Versuro gioca l'1 contro 1, va a concludere e a segnare benissimo. La sua incursione, la sua pressione dà il proprio frutto, si è su più 8 a 7 minuti e 36 alla fine della partita. Palla in mano a Lessing, gioca l'1 contro 1 e subisce fallo, saranno 2 tiri liberi per lei. Non va il primo tiro libero di Lessing. Rimangono 8 le distanze che separano le due formazioni. Il basso difensivo di Ferraro Sofia, riparte Marta Spizzato, supera la metà campo, marcata da Rizzotti. Rizzotti viene bloccata dal blocco portato da Versuro. Sara Sofia gioca l'1 contro 1, bravissima, e va a segnare una bella conclusione da parte di Sofia Ferraro. Riparte l'attacco del Pordenone, sono 10 le lunghezze che separano le due formazioni a 7 minuti dalla conclusione della partita. Cola si sposta al centro, porta il blocco, gioca il pick and roll, ma va dentro a subire fallo la giocatrice danese, che è incisiva sul lato sinistro, va a concludere ma a subire fallo, e pertanto saranno altri 2 tiri liberi per il Pordenone. Non va il primo tiro libero e non va neanche il secondo tiro libero, ma c'è Cola che ci pensa a prendere il rimbalzo offensivo. Sinistro, una bella conclusione di destro sul lato sinistro che permette di ridurre a 8 le distanze tra le due formazioni. Pilatone palla in mano, gioca l'1 contro 1, scarica su Sofia Ferraro, finta il tiro, va su, scarica fuori su Aurora Donato che ha lo spazio per mettere la tripla, non va, rimbalzo difensivo di Valese che supera la metà campo, gioca l'1 contro 1, scarica fuori su Rizzotti, va ancora Cola va a subire fallo, viene fischiato fallo a Marta Spizzato, per lei si tratta del fallo numero 3. Terzo fallo per Marta Spizzato, cambia nelle file del San Martino, rientra Zoffi e Oloiede per giocarsi questi ultimi 6 minuti e 12 secondi del quarto quarto, con il punteggio che dice più 8 San Martino, 52 SG, 44 Pordenone. Rimessa in attacco di Zoffi va su Lessi ancora su Zoffi, prova a concludere ma è un airball che non impedisce la difesa giallo-nero. Cambio nelle file del San Martino, esce Marta Spizzato, rientra Alessio. Matilde, palla a Versuro, Rosa Versuro gioca su Lessio che supera la metà campo, va su Pilatone, Versuro su Donato, ancora Versuro, va su Pilatone gioca ancora su Donato, 1 contro 1 di Donato, bellissimo canestro da parte del numero 16 giallo-nero, riporta 10 le lunghezze a 5 minuti e 38 alla conclusione. Palla in mano per Valese, attacca il Pordenone con Zoffi gioca sulla compagna libera, Valese, tiro aperto per lei e insacca la seconda tripla del Pordenone di questa partita, con Alessio già dall'altra parte che sfrutta il blocco di Versuro, gioca, chiama ancora e cerca la compagna Donato si appoggia, no, gioca l'1 contro 1, scarica su Pilatone che ha lo spazio della tripla, non va, per lei si tratta di un airball che viene recuperata dalla Cola. Il rimbalzo difensivo, riparte Zoffi sul lato destro, cerca la compagna Oloiede che gioca 1 contro 1 con Versuro, sotto canestro, si fa sentire la sua stazza, sfortunata la sua conclusione. Buona difesa, Sofia Ferraro in rovesciata, tenta una conclusione, sarebbe stato il canestro della serata, non va, riparte velocemente Lessi che non ci sta, prova un'altra tripla
la numero 12 Valese, e va a Cola a subire fallo commesso dalla giocatrice Pilatone Maria, che per lei si tratta del terzo fallo personale, e raggiunge così primo fallo personale, scusate, raggiunge il bonus, esaurisce il bonus il San Martino. Da questo momento in poi saranno solo tiri liberi ad ogni fallo commesso in attacco ad ogni fallo commesso dalla formazione giallonera. 2 su 2 dalla lunetta per Cola Giulia, il punteggio dice 54-49, solo 5 sono le lunghezze che separano le due formazioni a 4 minuti e 21. Sapevamo che era una partita equilibrata. Bello l'assist, peccato la conclusione di Versuro. Riparte velocemente Lessing va su Valese ancora su Zoffi gioca l'1 contro 1, scarica fuori sulla compagna che ha calpestato la linea che delimita il campo, e pertanto è palla persa con time out chiamato da coach Fantin, che vuole giocarsi questi ultimi 4 minuti con il punteggio che dice SG San Martino 54-49 Pordenone. Solo 5 sono le distanze che separano le due formazioni, quindi partita apertissima qui al Palalupe. Oloiede migliore marcatrice per il Pordenone con 12 punti, mentre per il San Martino la migliore marcatrice della giornata è Rosa Versura con 12 punti, raggiunta da Maria Pilatone con 12 punti. Si riparte con la formazione giallonera, si incarica Alessio a superare la metà campo, porta il blocco Versuro cerca ancora, Alessio cerca Versuro, va a prendere un bel rimbalzo in attacco Ferraro, ma l'ultimo tocco è decretato dall'arbitro, messo dalla giocatrice giallonera, pertanto la rimessa va al Pordenone, che riparte con Valese. Si incarica Zoffi di superare la metà campo, marcata da Maria Pilatone, si sposta sul lato sinistro, cerca l'uscita del blocco da parte di Lessing sfrutta anche lei il movimento di Oloiede, cerca lo spazio sul lato sinistro, va a concludere, ma riprende la solita Oloiede, un rimbalzo offensivo pesante che permette di giocarsi altri 10 secondi al Pordenone. Ecco che ha lo spazio Lessing per concludere da 3, c'è sempre lei sotto canestro che va a subire fallo. Bravissima Oloiede, che sfrutta la sua fisicità, e il fallo è stato commesso dal numero 18 del San Martino, 2 tiri per Oloiede, terzo fallo per Sara Ferraro a 3 minuti e 15 dalla fine della partita. Punteggio 54-49, e ora diventano solo 4 le lunghezze che separano le due formazioni, quindi ci stiamo per vivere un finale da thriller. È veramente un rebus capire come andrà a finire. Ecco qui, un solo possesso separano le due formazioni. Pordenone più convinto in questo quarto tempo, ha avanzato il ritmo e anche sia in attacco che in difesa. Si fa sentire anche il pubblico che è arrivato dal Friuli a sostenere la propria formazione. Ecco che Ferraro gioca l'1 contro 1 sul lato sinistro, bellissimo canestro che permette al San Martino di respirare e portarsi ancora a più 5, a mettere 2 possessi di distanza con la formazione friulana. Palla in mano a Zoffi,
Solo 4 punti segnati per lei questa partita. Ancora lei fa croce grossa sotto canestro. È sempre lei a farci spazio grazie alla sua fisicità. In difficoltà Sara Ferraro a marcarla. La sua fisicità è estremamente importante, diciamo. Per Ferraro si tratta del quarto fallo personale. Altri 2 tiri liberi dalla lunetta per la giocatrice numero 18 del Pordenone. Non va il primo tiro libero. E va ad insaccare il secondo tiro libero. 4 sono le lunghezze che separano le due formazioni. Lessio supera la metà campo, sempre pressata da Lessing, mantiene molto aggressiva, ma infatti fischia il fallo l'arbitro, e pertanto si tratta del secondo fallo di squadra della formazione friulana di questo quarto tempo. Anzi, il tabellone dice il primo fallo di squadra a 2 minuti e 21 dalla conclusione della partita. Bello il tentativo di Lessio di entrare dentro, ma chi c'è sotto canestro è sempre lei, la numero 18 Oloiede, bravissima sia in attacco che in difesa. Grazie alla sua prestazione che il Pordenone sta giocandosi la partita fino a questo ultimi 2 minuti. Riparte la formazione friulana. Zoffi non si accorge di aver toccato con il piede la linea che delimita il campo e pertanto palla persa. Questa sì che è una palla velenosa, che a 2 minuti dalla conclusione della partita c'era la possibilità di ridurre a solo 2 lunghezze. Lo svantaggio per il Pordenone, rimangono invece 4. Ecco che viene commesso un fallo dalla numero 12 valese Alice. Non saranno tiri liberi perché si tratta soltanto del secondo fallo di squadra. C'è una rimessa dal fondo, è il secondo fallo per valese Alice. Si incarica della rimessa Aurora Donato. Aurora Donato gioca sul Versuro, intercetta la solita Oloiede, ma la palla rimane in possesso, rimane alle giallonere. Ecco che va il pallone consegnato da Ferraro ancora al playmaker giallonero, va a Pilatone, giocarsela con Versuro. Aggressiva la difesa del Pordenone, bravissima valese che intercetta la palla e viene fiscata palla 2 e premia la freccia il possesso che va al Pordenone. Si carica Valese e si appoggia sulla compagna Alessi che chiama il gioco a giocarsi questo ultimo minuto e mezzo con 4 punti che separano le due formazioni. Eccola qui il passaggio alla Oliede, bellissimo movimento, e alla conclusione di mano sinistra. Un solo possesso separano le due formazioni, più 2 per il San Martino. Marcatura asfissiante che determina un po' il passaggio lungo di Lessio, palla persa al San Martino. Eccola qua la palla per il potenziale palleggio. Chiama time out Zara a 1 minuto 14, punteggio 56-54. Signori e signori, ve l'avevamo detto, sarebbe stata una partita tosta, così è, una partita aperta che si concluderà soltanto con questi ultimi 3 possessi che determineranno chi si porterà a casa i 2 punti in palio per questa 8ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B.
SG Lupe San Martino 56, Ben Power Pordenone 54, tutto pronto per giocarsi questo l'ultimo minuto e 14 secondi del quarto tempo. Vedremo chi riuscirà a portare a casa la posta piena di questa partita combattutissima. Al Palalupe il Pordenone è venuto qui per giocarsi la sua chance di guadagnare 2 punti in trasferta. Palla a Zoffi scarica e prova a andare e realizza un canestro straordinario. La numero 12 Valesa Lic, punteggio di parità, 55 secondi dalla conclusione. Marta Spizzato, palla in mano, gioca su Pilatone, finta il tiro, va a concludere e va a segnare il +2 per il San Martino. 43 secondi alla conclusione. Aurora Donato intercetta, va a concludere, sbagliare, riprende Spizzato, ancora Pilatone che mette un mattoncino decisivo probabilmente per questi 4 punti di vantaggio dell'SG San Martino sul Pordenone a 34 secondi dalla fine. Time out chiamato immediatamente da coach Fantin per giocarsi questi ancora 34 secondi. Non è ancora finita, perché sappiamo benissimo che il basket non è finito finché non ci sarà la sirena finale. Eccoci qui, atmosfera caldissima qui a Palalupe in questa partita infrasettimanale tra il Pordenone e l'SG San Martino. 34 secondi dalla sirena finale. Lupe San Martino +2, 60-56. Parziale quarto periodo, Pordenone meglio, 16-10 parziale. Inerzia ospite che sta cercando di reagire. Prova la tripla, sfortunata conclusione da parte di Cola che rimbalza, ma c'è Oloyede che anche lei non riesce a concludere. Riprende Ferraro, riparte Aurora Donato, vuole mettere il San Martino la parola fine a questa sfida, evitando l'incubo che ha vissuto già 2 sabati fa di Strana. Si gioca gli ultimi 14 secondi in attacco, fischiato il fallo alla difesa ed è il terzo fallo di squadra. Non saranno ancora tiri liberi per il San Martino, rimessa a Pilatone che gioca su Ferraro. Ferraro trova lo spazio, scarica su Pilatone, ancora fanno passare il tempo giustamente in maniera intelligente. Aurora Donato cerca il fischio, c'è quasi infrazione di campo, non viene fischiato, finisce così la partita. 60-56 SG la spunta in questo finale combattutissimo su una estremamente positiva Pordenone che ha il rammarico di aver dovuto rincorrere per troppo tempo il San Martino che aveva raggiunto anche +11. È comunque così, finisce la partita qui al Palalupe, 2 punti incassati dalla formazione giallonera. Appuntamento a sabato prossimo qui ancora al Palalupe. Di turno ci sarà la formazione del sempre friulana del Cusignacco. Saluto tutti i telespettatori e buona settimana a tutti, e forza Lupe per la gara 2 dei playoff che si giocherà giovedì sera qui a San Martino al Palalupe. Lupe San Martino contro Famila e contro Reyer Venezia.